L'Italia domani al voto per le europee e le amministrative. Anche nel Tigullio urne aperte dalle 7 alle 23, 19 i comuni chiamati ad eleggere il sindaco e i consiglieri comunali. Le operazioni di spoglio delle comunali in diretta su Telepace lunedì dalle 13:50 allungano stop sino alla proclamazione degli eletti. Collegamenti da Rapallo, Santa Margherita Ligure, Lavagna e Fontana Buona. 17 ecografi per il sistema di emergenza sanitaria della Liguria sono stati dati in dotazione ai 118 di tutta la regione, 2 gli apparecchi che saranno in funzione sulle automediche del Tigullio. Il calcio resti un gioco per far bene anche a testa e cuore, l'appello di Papa Francesco nel corso dell'incontro con i campioni di ieri e di oggi. Lo sport, occasione per dare il meglio di sé, non da soli. Veglia di affidamento del tempo estivo di crescita dei giovani. Al termine del percorso di formazione a Rupinaro il momento di preghiera e di riflessione sul tema della libertà. E-sport, i giochi elettronici diventano un movimento che chiede riconoscimento anche come sport olimpico, a chiavare il dibattito tra favorevoli, possibilisti e perplessi. Buongiorno a tutti, ben arrivati ad una nuova edizione di Tigullio oggi, che apriamo con il silenzio preelettorale e anche con alcune indicazioni sulle modalità di voto. Come noto domani si vota per rinnovare il Consiglio europeo e per rinnovare anche i consigli comunali di molte località del nostro territorio. Nel Tigullio sono 19 i comuni chiamati alle urne per eleggere il sindaco e i consiglieri comunali. Vediamo dunque allora nella scheda quali sono le modalità di voto, come si possono esprimere. I cittadini con diritto di voto potranno recarsi alle urne muniti di documento di riconoscimento e tessera elettorale dalle 7 alle 23 di domenica 26 maggio. Per quanto riguarda le elezioni europee, sono 50.952.719 gli elettori chiamati a eleggere i 73 rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, 20 i seggi assegnati alla circoscrizione 1 Italia nord-occidentale, nella quale rientra la Liguria. In totale sono 5 le circoscrizioni nelle quali è suddivisa l'Italia. Come si vota? L'elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. L'elettore può esprimere voti di preferenza fino a un massimo di 3. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso. Se invece si esprimono più preferenze per candidati tutti dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima. La preferenza deve essere manifestata esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista. In caso di identità di cognome fra i candidati bisogna scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita. Qualora il candidato abbia 2 cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scrivere uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di confusione tra i candidati. Per quanto riguarda il voto alle amministrative, sono 19 i comuni del Tigullio chiamati al voto per un totale di oltre 79.000 elettori. Le modalità di espressione per il sindaco cambiano in funzione della popolazione dei comuni. Rapallo è l'unico comune con più di 15.000 abitanti chiamato in causa in questa tornata elettorale ed è l'unico dove è possibile esercitare il voto disgiunto. Per eleggere il sindaco dunque si può tracciare un segno solo sul candidato, in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco, esprimere il voto disgiunto tracciando un segno sul candidato e un altro segno su una lista non collegata. In questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata. Tracciare un segno solo su una delle liste collegate al sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo. In entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista dei candidati consiglieri. Le preferenze per i consiglieri, un massimo di 2, si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome oppure il nome e il cognome in caso di omonimia dei candidati consiglieri comunali della lista votata. In caso di espressione di 2 preferenze, queste devono riguardare una candidata di genere femminile e un candidato di genere maschile o viceversa, pena l'annullamento della seconda preferenza. È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, almeno il 50% più 1. Qualora nessun candidato raggiunga questa soglia, si tornerà a votare domenica 9 giugno per il ballottaggio tra i 2 candidati più votati. Nei comuni fino a 15.000 abitanti
abitanti e del caso delle altre amministrazioni comunali chiamate al voto nel Tigullio non si può effettuare il voto disgiunto. Pertanto si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata allo stesso o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata. In ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista dei candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato. È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Cambiano a seconda della popolazione le modalità di espressione delle preferenze. Nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza. Nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nel Tigullio, oltre al caso di Rapallo, ci sono Cogorno, Santa Margherita Ligure e Lavagna, è possibile esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale, avendo cura di scegliere due candidati di genere diverso tra loro, pena l'annullamento della seconda preferenza. Come tradizione, Telepace seguirà lunedì le operazioni di spoglio che si protrarranno sino alle elezioni dei 19 sindaci del territorio del Tigullio, con approfondimenti anche sulle altre località liguri chiamate al voto. Le nostre dirette televisive inizieranno alle 13:50 dallo studio e dalla redazione, tutti gli aggiornamenti relativi alle operazioni di scrutinio sino alla proclamazione degli eletti. In collegamento esterno seguiremo l'esito del voto nei comuni di Lavagna, Santa Margherita Ligure e Rapallo e aggiorneremo sull'esito della consultazione elettorale anche in Fontanabuona. Dalle 19 ampio spazio di informazione nel corso del telegiornale con i nomi dei sindaci eletti, gli eventuali aggiornamenti dove lo scrutinio potrà essere ancora in corso. Dalle 21:10 circa direttamente su i sindaci del Tigullio, vinti e vincitori, si ritroveranno nei nostri studi per commentare insieme l'esito delle elezioni 2019. E ora torniamo alla cronaca locale. È tornato balneabile tutto il litorale di Sestri Levante, è stato infatti revocato il divieto di balneazione temporanea per i litorali delle due baie e di Riva Trigoso. I campionamenti supplettivi effettuati da ARPAL nei giorni scorsi, 72 ore dopo il campionamento routinario del 20 maggio, hanno dato esito negativo per tutti i parametri. Il sindaco ha pertanto revocato le ordinanze che avevano temporaneamente interdetto la balneazione in queste località. Il campionamento che aveva portato al divieto era stato effettuato la mattina del 20 maggio, giornata caratterizzata da piogge abbondanti. Da oggi il sistema di emergenza sanitaria della Liguria fa un passo avanti. Grazie alla donazione di 17 nuovi ecografi destinati alle automediche in servizio al 118 sarà possibile effettuare diagnosi più immediate direttamente sul luogo dell'intervento. All'ospedale San Martino di Genova la consegna degli apparecchi, 2 quelli destinati al 118 Tigullio Soccorso. Vediamo. 17 nuovi ecografi per il sistema di emergenza sanitaria della Liguria, che così raggiunge un elevato standard qualitativo, garanzia di una migliore assistenza al paziente critico. Sono stati donati ai responsabili del servizio 118 di tutta la regione. Sono strumenti portatili che rendono estremamente affidabile la diagnostica anche in fase di primo soccorso, consentendo ai sanitari di anticipare sul punto di primo intervento azioni che altrimenti richiederebbero l'arrivo in ospedale per essere attuate. Diagnosi anticipate e tempestività di intervento permetteranno così di salvare altre vite. L'utilità dell'ecografo e la validità è apprezzabile in svariate situazioni, fra le quali la valutazione diagnostica di alcune patologie cardiache, quali l'infarto, la pericardite, la dissezione dell'aorta, negli eventi traumatici e altre situazioni pericolose. Entro la fine dell'anno tutte le automediche della Regione Liguria saranno dotate di questi speciali strumenti. Intanto 9 apparecchi saranno operativi per la provincia di Genova, 2 per la provincia di Savona, altrettanti per quella di La Spezia, per quella di Imperia e il 118 Tigullio Soccorso. Per quel che riguarda Tigullio ne sono stati consegnati 2 e che verranno messi posizionati sulle automediche che abbiamo in servizio a Lavagna e a Rapallo e è sicuramente un mezzo per fare delle diagnosi più accurate sul territorio per quel che riguarda patologie traumatiche mediche a livello toracico, l'aia cardiaca e anche a livello addominale. Sicuramente alza il livello qualitativo del servizio, lo uniforma sempre di più con quello che si fa già in pronto soccorso e quindi diventerà sicuramente un fiore all'occhiello per tutta la regione. Ora andiamo sul sito di Radio Vaticana dove vengono riportate le parole di Papa Francesco che ha ricevuto i partecipanti al convegno Yes to Life, prendersi cura del prezioso dono della vita.
Il Papa ha così detto: nessun essere umano può essere incompatibile con la vita. Queste le parole di Francesco, che non lasciano dubbi e portano consolazione a chi ha scelto di accogliere la debolezza di un bimbo o semplicemente di accompagnarlo in pochi istanti di vita. L'incontro è organizzato dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita e dalla Fondazione Il Cuore in una Goccia. Francesco ricorda che ogni bimbo cambia la storia della famiglia in cui nasce, che le tecniche di diagnosi prenatale spesso fanno emergere patologie che possono anche essere curate nel grembo materno. L'invito del Papa è poi di diffondere un approccio scientifico e pastorale di accompagnamento, un'esortazione ai medici perché si facciano carico delle vite altrui. L'aborto, ha affermato il Papa, non è mai la risposta. E il Papa aveva incontrato ieri in aula Paolo VI 5.000 ragazzi di Lazio e Abruzzo insieme a molti campioni e allenatori di calcio riuniti dall'evento Il calcio che amiamo. Il pallone, ha spiegato il pontefice, deve essere un mezzo per condividere amicizie e mettersi alla prova in quello che, secondo l'opinione di Francesco, è il gioco più bello del mondo. Il calcio è un gioco di squadra che va vissuto come un mezzo per invitare le persone reali a condividere l'amicizia, a ritrovarsi in uno spazio, a guardarsi in faccia, a sfidarsi per mettere alla prova le proprie abilità. Così può davvero far bene anche alla testa e al cuore in una società che esaspera la centralità del proprio io quasi come un principio assoluto. Papa Francesco parla così del gioco più bello del mondo, anche per me, ma è un'opinione personale, a 5.000 ragazzi protagonisti dell'evento Il calcio che amiamo, organizzato fin dalla mattina in aula Paolo VI dalla Gazzetta dello Sport in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Federazione Italiana Gioco Calcio e la Lega di Serie A. Tanti definiscono il calcio come il gioco più bello del mondo. Io penso lo stesso. Ma è un'opinione personale. Ma spesso si sente anche dire il calcio non è più un gioco. Abbiamo sentito dire questo. Purtroppo, infatti, assistiamo anche nel calcio giovanile in campo o a bordo campo a fenomeni che macchiano la sua bellezza. Ad esempio, si vedono certi genitori che si trasformano in tifosi ultras o in manager o in allenatori. Mi piace sottolineare che la vostra federazione si chiama Federazione Italiana Calcio, no, Gioco Calcio. C'è proprio la parola gioco. Il calcio è un gioco, lo diciamo insieme, il calcio è un gioco. Ecco, non dimenticare questo, il calcio è un gioco. Si è concluso il percorso diocesano di formazione degli animatori in vista delle attività che si svolgeranno nel periodo estivo rivolte a bambini e ragazzi. Ieri sera nella parrocchia di San Giacomo di Rupinara a Chiavari la veglia di preghiera e la consegna. Dio dell'impossibile. Alla vigilia della partenza del tempo estivo, con i campi da preparare e poi da fare, perché riscoprire l'importanza di un tempo per sostare? Ma il desiderio che ormai da qualche anno anima un po' l'inizio dell'estate è quella di affidare nelle mani di chi è più grande di noi questo tempo di servizio. In modo particolare quest'anno abbiamo desiderato scegliere di vivere questo momento aiutati dalla parola libertà e sentiamo che è una parola urgente ma anche bella, presente soprattutto nel cuore dei giovani. Tutti noi siamo abitati da questo desiderio grande che è quello dell'essere liberi e stasera abbiamo provato insieme, aiutati dalla parola di Dio, a scoprire qual è la sorgente della vera libertà. È Gesù stesso che ci insegna, Lui che si è fatto libero, ecco, con la sua parola, con i suoi gesti, e ha vissuto anche questa esperienza proprio nel dono totale della sua vita. La veglia di questa sera si inserisce al termine di un percorso formativo dedicato ai giovani animatori. Quale ruolo ha oggi la formazione degli animatori in vista di un servizio educativo? Anche il tempo dell'estate è già di per sé stesso un tempo di formazione. Certamente non ci si improvvisa quando si vive un tempo così, soprattutto accompagnando i giovani,
ma c'è bisogno prima di tutto noi di ritrovare e riscoprire dentro di noi, dentro il cuore, le ragioni più profonde, ecco, che ci spingono a servire. Certamente c'è una chiamata, la chiamata di qualcuno, può essere il parroco, uno degli animatori più grandi della parrocchia, che ci hanno chiesto di vivere questo servizio, ma dentro questa chiamata che si fa presente attraverso la voce di qualcuno, c'è innanzitutto la chiamata di Dio, che ci invita a spendere la nostra vita amando gli altri e vivendola proprio come un servizio autentico al Vangelo. E ora l'approfondimento internazionale, andiamo in Siria, si combatte ad Idlib, roccaforte jihadista, donne e bambini tra le vittime, ancora combattimenti in Siria per sconfiggere l'ultima presenza di jihadisti sul territorio. Ai microfoni di Radio Vaticana parla padre Lufti, francescano di Aleppo, che denuncia si torna a parlare dell'uso di armi chimiche per creare un falso pretesto che giustifichi al mondo un nuovo attacco internazionale alla Siria. Andiamo a sfogliare ora le pagine dei quotidiani, poi ci ritroviamo con tutti gli altri aggiornamenti e lo sport. Prima pagina di Avvenire, UE non è azzardo, britannici alle urne con l'annuncio di crisi, Irlanda Verdi a sorpresa secondo i primi exit poll, vigilia del voto con gli ultimi appelli dei partiti italiani. A Londra May lascia, segnali di un'affluenza in crescita, Bagnasco, il presidente dei vescovi europei, un disastro, dividere l'Europa. A centropagina l'inchiesta da Venezia a Napoli, l'allarme baby gang, una questione sicurezza poco affrontata. E la ricerca sia per l'uomo, no alle manipolazioni, il convegno di Scienza e Vita sull'editing genetico, rispettare gli embrioni. I vescovi votano per l'Unione Europea unita, a parlare Bagnasco, la disgregazione del continente è un disastro non solo per noi ma per il mondo intero. Al nuovo Parlamento chiediamo più democrazia, una vera politica migratoria e sostegno a vita e famiglia. Nelle pagine interne Lione, il terrore rialza la testa, bomba tra i pedoni, 13 i feriti. Macron, il presidente francese, dice è stato un attacco, indaga l'antiterrorismo, caccia all'uomo che ha abbandonato il pacco esplosivo imbottito di chiodi davanti ad una panetteria in bici, è stato ripreso dalle telecamere. Passiamo al secolo XIX, 2 inchieste a Genova su poliziotti e antagonisti dopo gli scontri in centro città per il comizio di Casa Pound. Solidarietà di Salvini e Toti, al giornalista ferito il PM Pinto, non faremo sconti a nessuno, e parla il procuratore Cozzi, quella piazza non andava concessa. La May scoppia in lacrime sulla Brexit, ho fallito, lascio. E a centropagina Bussetti assume i precari, Movimento 5 Stelle dice azzardo elettorale, scuola, lit nel governo, Zingaretti del PD, Conti fuori controllo. Nel Levante guida selvaggia in scooter e distrazioni, prime cause di incidenti sulle strade e le peggiori abitudini dei chiavaresi dai verbali della polizia locale, molti sinistri causati dall'apertura della portiera dell'auto. Sul sito le multe del semaforo che riprende chi brucia il rosso, allo studio della polizia locale nuovi strumenti per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali più pericolosi e limitare la velocità in città. Sono 59 gli aspiranti alla carica di sindaco, 22 centri al voto, la scheda dei diversi candidati alle amministrative 2019. La cronaca giudiziaria, ieri in aula la difesa dei paltrinieri, ora si va a sentenza nel processo Conti di Lavagna, finite le arringhe degli imputati maggiori, la Corte potrebbe leggere la sentenza entro il 10 di giugno. E infine Diamanti, sentenza pilota, BPM condannata a Verona, Torrente, avvocato di Consum, il giudice riconosce la negligenza della banca che non ha adeguatamente informato una correntista su ciò che acquistava. E a Lavagna divieto di balneazione nella zona della stazione ferroviaria. Una informazione di servizio che troviamo pubblicata anche sul nostro sito internet teleradiopace.com che riguarda i commercianti. Sono aperte le iscrizioni al corso di aggiornamento per il primo soccorso che si svolgerà nella sede dell'Ascom Confcommercio di via Eraldo Fico 36 interno 1 a Sestri Levante. L'aggiornamento è obbligatorio ogni 3 anni con 4 ore di attività pratica. La lezione sarà lunedì 10 giugno dalle 14:30 alle 18:30. Chiunque fosse interessato a partecipare può iscriversi entro
entro il 4 giugno. Per informazioni deve rivolgersi al numero 0185 42 43 5. Andiamo ora in redazione per gli ultimi aggiornamenti di cronaca. Per noi oggi Andrea Capitani. Grazie Cristina, buongiorno a tutti. 2 aggiornamenti. Il primo si è registrato pochi minuti fa, intorno alle 12:38, una scossa di magnitudo 3.4 sull'Appennino al confine tra la Liguria e l'Emilia Romagna, per esattezza a 5 km da Tizzano Val di Parma. Non si sono registrati ovviamente conseguenze rispetto a questo sisma, la cui profondità, l'epicentro è stato registrato a 23 km di profondità. E poi per la cronaca ancora uno straniero di 21 anni pregiudicato, irregolare e senza fissa dimora è stato arrestato a Rapallo per spaccio di stupefacenti. Ad individuarlo e fermarlo nella serata di ieri gli agenti del commissariato di polizia di Chiavari, i quali nei giorni scorsi avevano notato il giovane spostarsi con frequenza tra Lavagna e Rapallo. Qui, all'interno di un bar del centro, in una saletta defilata, lo hanno sorpreso in flagranza di reato mentre stava cedendo alcune dosi di stupefacente ad alcuni acquirenti. Perquisito è stato trovato in possesso di alcune dosi, sia di cocaina che di hashish, e di 200 euro in contanti. Sul suo cellulare erano presenti messaggi espliciti che hanno confermato la fiorente attività di spaccio. Nella stessa operazione sono state sanzionate 6 persone risultate essere acquirenti della droga per uso personale. Uno di questi però, uno straniero di 20 anni, è stato arrestato perché è destinatario di un provvedimento di ripristino della misura cautelare in carcere. E tu date la linea. Bene, grazie. Parliamo ora di sport. La crescita e la diffusione dei cosiddetti e-sport, giochi elettronici, ha dato vita ad un vero e proprio movimento che sta prendendo campo e che reclama attenzione da parte delle istituzioni sportive. Su questo tema si è concentrato il convegno ospitato ieri a Chiavari ad iniziativa del Panathlon Club e della società economica. Alcuni punti emersi nel servizio. Nel 1993 già veniva organizzato il primo campionato italiano di videogioco. Nell'arco di oltre 25 anni questo movimento è cresciuto esponenzialmente e si è sempre più strutturato sia come numero di aderenti sia come pratica sportiva vera e propria con regole, incontri, classifiche. Quando noi parliamo di e-sport, noi stiamo parlando di una struttura che prende i ragazzi come qualsiasi società sportiva, fa fare loro del grande movimento, perché mens sana in corpore sano, e dove ti serve il cervello, la reattività, il tuo corpo deve essere a posto. Vogliamo insegnare le regole di rispetto e il rispetto delle regole, e l'altra cosa fondamentale, il rispetto delle altre persone. Le partite si disputano su campi di gara, luoghi di incontro dove possono affrontarsi sino ad 11 contro 11, un modello, quello dei giochi elettronici, che sta prendendo campo tanto da motivare i sostenitori a formulare richieste di riconoscimento come disciplina sportiva vera e propria. Credo che il grande nodo per questi e-sport, giochi elettronici che chiedono una visibilità, che chiedono addirittura, hanno l'ambizione di qualificarsi anche loro per i giochi olimpici, sia un discorso aperto, anche se il CIO per ora ha chiuso la porta, però non ha chiuso il dialogo, perché la massa di spettatori e di frequentatori è tale che merita comunque un'attenzione. Resta da sciogliere il nodo legato alla salute di chi pratica questi e-sport, dove solo alcune parti del corpo sono interessate e manca quasi completamente il movimento fisico. Non si mette in gioco il corpo, ad esempio, quindi già rispetto allo sport tradizionale, dove noi abbiamo l'insieme del corpo, della mente, del cuore che entrano in gioco, in questa situazione comunque il corpo viene anzi non viene messo in gioco quasi per niente, se non con la questione occhi e la questione pollici, quindi questo è una cosa da dire. Ho visto con piacere che stanno organizzandosi e ho raccomandato a chi si occupa di questi sport nuovi di consentire, anzi di stimolare l'attività fisica nei ragazzi che fanno questo tipo di attività, perché comunque l'uomo è fatto per il movimento. Il convegno è stato ripreso integralmente da Telepace, che lo trasmetterà martedì alle 20:50 al canale 85 di Telepace 2. E con eSport abbiamo concluso questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione torna questa sera alle 19:15, 20:30, 22:45, ma prosegue al canale 187 e sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie a tutti dell'attenzione, un buon proseguimento di giornata e buona domenica.